di 5 pannelli realizzata dal nostro autore, eccoci qua, il voto lo facciamo dopo, Duilio Bignolin, e sentiamo di lui su questo progetto cosa ci dice Eva a riguardo. Sono ormai più di 40 anni che Duilio Bignolin di Ioannis dipinge con grande passione. Ha trasformato il suo garage in un laboratorio di pittura. Pennelli, tele, foglie di varie dimensioni, tubetti di colore e cornici sono sparsi ovunque. Adesso che Duilio è in pensione, ogni momento della giornata è prezioso per sviluppare su tela il soggetto che sente di dipingere in ogni momento. Svariati sono i temi sviluppati da Duilio in questi anni, tutti realizzati ad olio su tela. I temi che Duilio predilige sono i paesaggi, la natura, le riproduzioni di edifici storici e soprattutto ambienti rurali dell'epoca degli anni oramai passati e visti come un ricordo dal nostro autore. Le tele sono ricche di colori, attraverso le quali Duilio manifesta tutte le emozioni e le sensazioni del suo carattere. Ha partecipato con le sue opere a molte mostre collettive e rassegne che lo gratificano, aumentando la sua creatività. La realizzazione di questa meridiana per Duilio è la seconda esperienza, dopo la meridiana sulla parete della cartoleria di Ioannis, dipinta con tanto impegno e passione dal nostro artista. Allora, uno stacco musicale in onore di questa meridiana realizzata da Duilio Bignolin. Ai fiori, in particolare al giglio, come il cognome del proprietario della casa. I gigli li vediamo sulla composizione floreale, il fiore è ricordato sul motto e sull'ognomone. Infatti, quando il sole illumina l'ognomone, la sua ombra a forma stilizzata di fiore si staglia sul quadrante e segna le ore dall'alba fino a metà pomeriggio. Il mezzogiorno è indicato, oltre che dai numeri romani, anche dalla campana che suona a Ioannis a quell'ora. La meridiana è stata voluta dalla signora Italia e dal signor Vittorio Giglio per ricordare una loro importante ricorrenza, i 50 anni di matrimonio. La ricorrenza è stata ricordata lo scorso anno, il 16 di ottobre. L'autore ha voluto inserire sul quadrante un'iperbole che segna questa data dipingendola color oro. Da adesso in avanti sulla meridiana ogni anno sarà possibile ammirare in quel giorno il punto luce dell'ombra dell'ognomone che percorrerà questa linea dall'alba a metà pomeriggio, ricordando ad Italia e a Vittorio l'importante giorno di consacrazione del loro amore. Un grazie a nome del Circolo Culturale Nabarca a Duilio Bignolin per l'impegno e la disponibilità dimostrata nella realizzazione dell'opera. Bene, un applauso in particolar modo all'autore e anche a Vittorio Giglio con sua moglie Italia che hanno voluto questa bella meridiana e la loro ricorrenza di matrimonio sul una mezz'ora circa, e vi parleremo anche della metodologia del voto. Claudio Cercotti, astrofilo di San Giorgio di Nogaro, che consegna la targa a Duilio Bignolin in riconoscenza del suo impegno artistico, no? Un applauso, ecco, se vogliamo girare la targa, un applauso a Duilio Bignolin di Ioannis. Bene, complimenti. Allora
Abbiamo, grazie anche a Vittorio che ha collaborato appunto per la realizzazione della sua meridiana, che è molto contento con Italia. Abbiamo fatto anche una bella festa dopo la messa di Ioannis ad ottobre scorso, dove ha partecipato tantissima gente e sono stati molto ospitali nei confronti di tutto il paese di Ioannis e non solo.